Le splendide immagini del Veneto Trail raccontano la straordinaria avventura in bicicletta che quest'anno prenderà il via il 22 giugno da Cittadella. Siamo alla quinta edizione. È un giro che si fa in mountain bike con le borse, ok? Perché ovviamente per fare 420 km e più di 10.000 metri di dislivello bisogna essere attrezzati, insomma. Più di 400 km, 10.000 metri di dislivello positivo dalla pianura alla montagna, lungo un percorso che ogni partecipante gestirà secondo il suo programma personale. Verrà fornito un file ai concorrenti, un file GPX da caricare nel Garmin o nel navigatore. Quindi si seguirà questo percorso per le vie del Veneto. Partenza 22 giugno e c'è chi arriverà il 23, il 24, c'è chi ci impiegherà una settimana, lì è libera la scelta. Chi dorme all'aria sotto le stelle e chi dorme in hotel o nei rifugi. Veneto Trail infatti non è una gara, è una vera e propria sfida. È una sfida contro se stessi perché sì, non è facile ovviamente da fare. Ecco, quindi ci saranno dei momenti dove ti troverai da solo a faticare, a pedalare, ma ci saranno anche dei bei momenti quando arriverai sopra ai monti, sopra nell'altopiano di Asiago, in Passo Cereda, in cima a Grappa e quindi quelle saranno delle belle soddisfazioni. Le iscrizioni alla manifestazione organizzata dal gruppo Superbike Pozzetto sono già aperte. Basta andare sul sito internet www.venetotrail.eu.